Casanova è uno dei rari casi di un nome proprio divenuto nome comune. Oggi si dice un Casanova con la C minuscola, ma questa fama che è stata appiccicata addosso a Giacomo Casanova, vissuto nella seconda metà del Settecento, nel 1725 nacque, per cui nel 25 saranno i 300 anni dalla nascita. È una fama immeritata in realtà, perché gli è stata dipinta nell'Ottocento per vendere i suoi libri, per vendere le sue memorie, storie della mia vita, e quindi è stato trasformato in una specie di pornografo. In realtà la figura di Giacomo Casanova è molto più complessa. Certamente era un seduttore, certamente era un libertino, certamente era un avventuriero, ma certamente non era l'unico a svolgere quella vita nel Settecento. I libertini erano tanti, e anche gli avventurieri. È stato l'unico a scrivere un libro, ecco, e quindi lo si ricorda per quello. E in questo mi piace sottolineare che è simile a Marco Polo, perché anche Marco Polo non è stato l'unico mercante veneziano ad andare in Cina, ma è stato l'unico ad aver scritto un libro, e noi lo conosciamo per quello. E nello stesso modo le memorie di Casanova hanno tramandato la memoria di chi ha scritto questo libro. Ma Casanova è stato è stato intanto un intellettuale. Probabilmente se si fosse chiesto a Casanova di definirsi, si sarebbe definito uno scrittore. Infatti ha scritto in vita, ha pubblicato 43 opere, alcune molto brevi, altre di qualche successo, qualcuna lo ha rovinato totalmente, però era sicuramente un intellettuale, versato anche nella scienza, nella matematica. Anche tra le sue carte conservate nell'Archivio Nazionale di Praga ci sono dei numerosissimi appunti di matematica. E poi è stato una spia, è stato un finto mago, è stato un giocatore d'azzardo e baro, è stato un uomo del suo tempo, e questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. Dobbiamo sempre inquadrare Casanova nel Settecento. Casanova è nato a Venezia, ci teneva a essere veneziano, si è sempre definito veneziano. A un certo punto si faceva chiamare Cavalier di Saint-Gall perché voleva autonobilitarsi, non era nobile, era figlio naturale di un nobile, e questo lo ha sempre molto così lasciato con una sensazione di rivalsa. Però alla fine non ha vissuto tantissimo a Venezia, perché dopo l'evasione dei Piombi nel 1756 è dovuto scappare ed è tornato a Venezia soltanto 18 anni dopo, ma anche nel periodo precedente ha intervallato soggiorni veneziani a numerosi soggiorni fuori, in giro per l'Europa, in giro per l'Italia. Casanova era un girovago, ha visitato più di 100 località nella sua esistenza, ha vissuto 73 anni, e comunque a Venezia comincia la sua carriera di libertino anche con un episodio molto divertente, perché stava studiando per diventare prete, era in seminario, e alla sua prima predica nella chiesa di San Vidal, per chi conosce Venezia, accanto a Palazzo Grassi, dopo l'omelia gli arrivano insieme alle offerte dei bigliettini di profferte amorose delle signore che ascoltavano la messa all'interno di questa chiesa. E pensate un po' che cos'era la Venezia del Settecento. Le signore che andavano a messa cercavano di concupire il giovane prete che diceva la predica. Dopo l'esilio, dopo la fuga dei Piombi, torna a Venezia, e in quel caso però senza denaro, spiantato, si mette a fare lo spione per gli inquisitori di Stato, cioè scrive relazioni, riferte in gergo tecnico,
e era pagato a cottimo, e per cui più relazioni redigeva più guadagnava, e quindi ha scritto anche delle relazioni, sono ancora conservate, ci sono ai frari, io le ho anche lette nell'archivio di Stato dei frari, e scriveva relazioni su qualsiasi cosa. Per esempio a un certo punto denuncia che in un'accademia di pittori c'erano delle sedute di nudo, e quindi c'era ovviamente una modella nuda. Ecco, questa cosa di Casanova che denuncia l'inquisitore di Stato una donna nuda fa veramente ridere. Ecco, la fuga dai piombi. I piombi erano le celle nel sottotetto di Palazzo Ducale. Non è vero che fossero foderate di piombo come si racconta, erano di legno. Il piombo stava sul soffitto all'esterno, sul tetto di Palazzo Ducale, però era un sottotetto, e come tutti i sottotetti era gelato d'inverno e caldissimo d'estate. Quando fugge con questa fuga rocambolesca, calandosi dal tetto, eccetera eccetera, decide di uscire dai confini della Serenissima per una strada non molto battuta, e quindi anziché andare verso Verona e il Brennero, che era anche allora la via principale che portava verso la Germania, oppure fare la statale di Alemagna, no? Alemagna era la statale di Alemania che portava in Alemania, decide di passare per una strada meno battuta e quindi di andare verso Feltre, e per andare verso Feltre passa per la zona di Montebelluna, e ne parla anche, dice di essere passato a Val de Piadene, lo scrive in Storia della mia vita, salvo che nel Settecento Valdobbiadene non esisteva ancora, perché non erano stati unificati tutti quei piccoli borghi che oggi fanno parte del comune di Valdobbiadene in un unico centro amministrativo, e quindi gli studiosi sono certi che il riferimento a Val de Piadene fosse in realtà Biadene, e infatti Casanova parla della Villa dei Grimani. Adesso leggo anche il passaggio in cui la cita. Disse: «Vidi pure il palazzo della famiglia Grimani. Il decano della famiglia, che era allora inquisitore di Stato, doveva essere lì, ed era opportuno che io non mi facessi vedere». Certo, era evaso, figuriamoci se poteva farsi vedere dal capo degli inquisitori di Stato, cioè dal capo del più rigoroso corpo di polizia che ci fosse della Serenissima. E poi ne combina un'altra delle sue, perché si fa ospitare nella casa del capo degli sbirri di Montebelluna, che lo stavano andando a cercare. Trova la moglie e gli dice: ma dov'è il padrone di casa? Dice: è andato a cercare un evaso da Venezia, e l'evaso era lui, e quindi si fa ospitare dalla moglie del capo si diceva sbirri, insomma dei poliziotti, o diremmo oggi, che lo cura, gli lava le ginocchia che si erano sbucciate durante la fuga da Palazzo Ducale. Non sappiamo se ci sia stato altro, lui non lo dice, quindi non avanziamo ipotesi. Comunque mangia e dorme a casa del capo della polizia di Montebelluna che lo stava cercando. Naturalmente il nome di Casanova è associato alle compagnie femminili, e nelle memorie in Storia della mia vita vengono citate 116 donne. Chi ha fatto i conti, e diamo onore al merito a chi li ha fatti, cioè al suo biografo italiano, a uno dei suoi biografi italiani, che era Piero Chiara, uno scrittore che, insomma, chi ha i capelli bianchi si ricorda bene, e aveva contato 116 donne all'interno di Storia della mia vita. Siccome Casanova ha avuto una vita sessuale attiva di 42 anni, perché lo sappiamo, lo racconta lui, e se si fa 116 diviso 42 viene fuori 2,7. Ora, 2,7 donne all'anno, sì, certo, non è poco, ma non è neanche una cosa da Casanova, no? Se pensate a un Bagnino di Rimini o a un maestro di sci di Cortina, sicuramente ha fatto meglio di Giacomo Casanova.
Una cosa che va detta è che, contrariamente ad altri avventurieri, Casanova ha quasi sempre un ottimo rapporto con le sue conquiste femminili. Quasi tutte lo ricorderanno con affetto, moltissime di loro corrisponderanno dopo la fine della relazione con Casanova, relazioni che erano sempre molto brevi. Sempre parla di amore, dice di essere innamorato e dice che le donne con cui si intrattiene sono innamorate di lui. Questo però dobbiamo parametrarlo al Settecento. Nel Settecento l'amore non era inteso come lo intendiamo noi oggi. Noi siamo figli del romanticismo, per noi l'amore è un rapporto unico, totalizzante, l'amore della vita. Nel Settecento assolutamente non era così, l'amore era gioco, l'amore era allegria, era intrattenimento. E quindi era un sentimento diverso dal nostro, però teniamo sempre conto che le relazioni tra Casanova e le sue donne sono quasi sempre state positive, non sono quasi mai state tossiche. Ecco, quindi Casanova era un personaggio eclettico, un personaggio anche complicato, dalle 1000 sfaccettature, e tutto questo ve lo spiego in questo libro, dove potrete leggere e anche divertirvi, perché la vita di Giacomo Casanova e la sua Europa sono state estremamente divertenti.